Buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione anche oggi, domenica 20 agosto. Tanta cronaca in primo piano, ma anche tanti temi da approfondire. Subito un tema è quello della tensione all'interno del carcere, delle difficoltà all'interno delle carceri, e c'è una notizia di cronaca denunciata in queste ore dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, il SAPPE di Vicenza. Lo ricostruisce questo episodio il segretario del SAPPE Luigi Bono, che racconta in queste ore: ieri 3 detenuti sono saliti sul muro dei cortili passeggi del carcere di Vicenza. Erano saliti per protestare al fine di ottenere un immediato trasferimento in altre sedi, Trento e Bolzano. Sono stati ovviamente i momenti di altissima tensione dopo l'importante opera di mediazione e dissuasione del personale di polizia penitenziaria. Intorno alle 18 sono rientrati dal nuovo padiglione dai passeggi. Si tratta di soggetti trasferiti per questioni di sicurezza da altre carceri. Uno di loro nei giorni scorsi era stato ricoverato per un intervento programmato, racconta il SAPPE, ha dato in escandescenza, tanto che sono dovuti intervenire i poliziotti penitenziari con altri colleghi di supporto e persino di 2 pattuglie di carabinieri. Il SAPPE evidenzia in questa denuncia come senza la professionalità e l'alto senso del dovere profuso da tutto il personale di polizia penitenziaria, questi gravi eventi avrebbero di certo prodotto conseguenze molto più destabilizzanti, e viene definita una giornata di ordinaria follia penitenziaria sulla scia delle costanti situazioni di tensione che caratterizza le carceri regionali. Questo episodio dunque è accaduto a Vicenza e fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi, ma certo si sono vissute ore di tensione con questi 3 detenuti che sono saliti sul tetto per chiedere, pensate, un trasferimento in altre carceri. La cronaca ancora, la paura ieri sera, siamo nella Marca, a Santa Lucia di Piave, per l'incendio scoppiato in un'abitazione di via Foresto Ovest. Il rogo è scaturito dal cortocircuito di un frigorifero al piano terra nell'appartamento dove abita il nipote della coppia di anziani rimasta intrappolata tra fumo e fiamme. 74enne Giuseppe Vettorel se l'è cavata fortunatamente con una intossicazione lieve. Molto gravi invece le condizioni della moglie Severina di 75 anni, che è tuttora ricoverata in prognosi riservata. A salvarle il tempestivo intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto assieme ai carabinieri. Il rogo è stato domato, ma l'abitazione per ora è inagibile. E poi le tragedie dei laghi, le potremmo purtroppo chiamare così, a partire da quella avvenuta nel pomeriggio di ieri sul lago di Garda, la Verona sotto shock per la morte della 20enne Anna Lorenzo. L'abbiamo raccontato nel telegiornale del Veneto di ieri, morta nel pomeriggio annegata dopo aver tentato di salvare il fratello 14enne in difficoltà mentre stavano facendo il bagno con un materassino. Il ragazzino ha iniziato ad avere delle difficoltà per un affaticamento e così la sorella ha cercato di sostenerlo, chiedendo aiuto anche ai presenti in spiaggia. Entrambi sono stati raggiunti da 2 ragazzi a nuoto che hanno recuperato e trasportato via a riva il 14enne salvandolo, mentre la giovane è stata persa di vista e per un malore o per un affaticamento è scomparsa nell'acqua. La ragazza è stata raccolta da un mezzo navale della Guardia Costiera nei pressi di un fondale a 6 metri di profondità e a 30 metri circa dalla spiaggia. Purtroppo inutili tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del SUEM. Dunque lo shock. La ragazza abitava nel quartiere Chievo di Verona, aveva appena 20 anni. Come aveva appena 20 anni Andrei Boicenco, il 20enne di Mestre, che è scomparso nel lago morto a Vittorio Veneto. È il 3° giorno questo di ricerche nella zona. Abbiamo raccontato ieri anche l'arrivo, come vediamo nelle immagini, della mamma di Andrei Boicenco, arrivata sul posto. Continuano appunto le ricerche anche oggi per recuperare la salma del 20enne appunto alla profondità di pari di circa 50-60 metri. Operazioni difficili ovviamente, e intanto abbiamo raccolto un racconto di un'amica della madre a Mestre, un'amica della famiglia, che racconta di come Andrei fosse davvero un punto di riferimento per questa famiglia, per la mamma e anche per il fratello. Ora sentiamo le parole dell'amica di famiglia e poi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Una grande lavoratrice, una persona che ha sempre dato tutto ai loro figli, non gli ha mai fatto mancare nulla.
E ora Aliona, racconta una sua cara amica, si sente persa senza il suo Andrei, che da quando il padre se n'è andato ha preso le redini della famiglia, stando accanto alla mamma e soprattutto al fratello Alessandro, di qualche anno più piccolo. Un ragazzo, Andrei, che si faceva ben volere da tutti. Andrei per lui è un punto di riferimento, questo, molto schivo, difficilmente irrispettoso perché aveva rispetto di tutti, un ragazzo che non creava problemi, anzi portava a casa dei voti che Leona mi diceva sempre volti alti, quindi era orgogliosa di questo figlio, no? Anche perché lui era il più grande, quindi faceva, diciamo, quasi da papà anche il piccolino Alessandro, che adesso ha 18 anni, 19. La mamma e i 2 figli, originari della Bielorussia, hanno vissuto a Favaro per alcuni anni, dove Andrei aveva frequentato l'istituto Volpi, poi si sono trasferiti a Mestre. Una situazione, quella di Aliona, resa ancora più difficile dal fatto che avesse perso il lavoro da poco. Era in disperazione e continuava a dire perché Diana, perché ancora oggi devo soffrire, perché veramente è una famiglia che ha sofferto e che ha lottato tanto per arrivare, per anche questi figli, per farli studiare, per farli arrivare a un certo livello. E lei ha sacrificato veramente tanto per i figli e lei diceva ieri sera non so perché a me, perché a me. Adesso quest'anno mi hanno licenziata dal lavoro, quindi aveva già altre cose. Sinceramente non ci sono parole da dire. Ora più che mai la famiglia di Andrei avrebbe bisogno di aiuto. Io credo che ora sia il momento di pensare ad Aliona e ad Alessandro, perché hanno veramente bisogno. È una famiglia che so quello che ha passato Aliona, quindi non meritava questo, la perdita di questo figlio, perché per lei era il più grande, era quello che gli dava la forza, sì, di lottare. Infatti ieri mi ha detto cosa faccio io adesso, cosa faccio? E gli ho detto a Leonardo, c'è Alessandro, devi pensare a lui adesso. Non è facile per una mamma. Allora saluto e ringrazio, buongiorno e buona domenica, il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, sindaco, la prima cosa che le chiedo è se ci sono aggiornamenti, novità dalla zona del Lago Morto. No, nessuna novità, nel senso che anche 20 minuti fa mi sono collegato con i pompieri che sono in azione con una dozzina di uomini e novità non ce ne sono. Già ieri mi avevano ampiamente descritto le loro difficoltà tecniche che sono legate a una scarsissima visibilità vicino al fondo, dove parlavano di visibilità inferiore al metro. E quindi voi capite che si fa fatica a scandagliare in quelle condizioni. E in più la ripidità delle pareti, delle sponde che scendono alla massima profondità del lago, che sono profondità che vanno dai 50 ai 60 metri, e quindi anche lavorare in profondità si abbreviano i tempi dei singoli interventi, no? Perché c'è anche della decompressione, c'è dell'aria che si consuma nell'attesa di riuscire. Sono in attesa di avere strumentazione che dovrebbe arrivare dalla zona di Milano o oggi o speravano almeno domani, che faciliti il loro compito, nel senso che sono delle strumentazioni apposite per riuscire a vedere un po' con zone più ampie, insomma, che se non quello che si può arrivare con le mani. I cosiddetti robot di cui si parlava? Sì, esatto. Ecco, Che hanno caratteristiche tecniche che ampliano la zona scandagliata, che se non il mezzo metro, il metro che si può fare con le mani, con gli occhi, non ce l'avete. Speriamo lo trovino, ecco. Lei è riuscito a vedere la mamma ieri che era lì sul posto? No, quando c'ero io la mamma non c'era, io interloquivo con le squadre che erano presenti, insomma, ecco.
Dispiace che succedano di queste cose, specialmente perché collegate a momenti di relax, a momenti gioiosi, e poi succede l'inevitabile. D'altro canto bisogna anche notare che manca anche un po' di prudenza da parte della gente, la quale entra magari dopo aver mangiato, dopo aver preso tanto sole, in un'acqua gelata, perché è molto fredda, oltre che pensare a un qualche problema cardiocircolatorio alla base dell'annegamento di un ventenne, a me non viene tanto altro da pensare, perché era servito da un materassino, mi dicono, aveva 20 anni, un ragazzo giovane, forte. Bisogna pensare appunto anche a problemi di qualche tipo che abbiano fatto arrivare un malore sufficiente a provocare l'annegamento. Senta, Ogni tanto sì. succede, qualche caso è successo anche in passato, in tanti anni, è successo a Revine più volte, adesso abbiamo sentito sul Garda, succedono anche dove c'è la balneabilità in spiaggia, ma molto più raramente, con altri numeri di frequentatori. Non so cosa dire, una disgrazia. Senta una cosa, allora ha parlato della balneabilità, perché poi quello che, ma lo sa benissimo perché poi anche lei ieri era sul posto ed è anche già intervenuto, ma il problema saltava agli occhi ieri, e così le faccio vedere il servizio, ma lo sa benissimo, ripeto perché era lì sul posto, quello che saltava agli occhi ieri era da una parte le ricerche e a pochi metri di distanza i bagnanti, con qualcuno anche che faceva pure il nuoto, come dire, non proprio vicino alla riva. Allora vediamo il servizio e poi commentiamo insieme. Arrivo da Mira questa mattina e volevamo qua fare un po' di picnic e purtroppo abbiamo saputo di questa disgrazia e quindi siamo un po' rammaricati e dispiace per questo giovane ragazzo. Dispiace, non è una festa oggi. C'è sconforto e rammarico tra i bagnanti che durante la giornata hanno popolato le rive del lago morto. Chi è arrivato senza sapere quanto accaduto e chi invece convinto di trovare l'accesso al lago chiuso. L'ho saputo stamattina perché ieri non c'ero. Come la fa sentire essere qui oggi con un ragazzo? È logico che gli mandi una luce, una preghiera e speriamo, ma quello che è successo non puoi cambiarlo. Ho sentito parlare di vigili del fuoco adesso. Se l'avessi saputo non saresti venuto? No, per no. Non è molto piacevole perché l'atmosfera è abbastanza pesante, però purtroppo è successo e quindi... Sono venuto qua senza troppe speranze di trovare la possibilità di passare la giornata. Avevamo già deciso prima che succedesse questa cosa di venire qui oggi e questa mattina non abbiamo effettivamente controllato se c'erano stati sviluppi o meno, siamo venuti e basta. E c'è chi, da residente nella zona, è da ieri sera sulle rive del lago per esprimere vicinanza al giovane Andrei, mentre le ricerche da parte delle squadre dei soccorritori continuano incessanti. Il lago morto, un lago in cui vige il divieto di balneazione, ma che non curanti, tante persone si spingono a nuotare lontano dalla riva. Lei però conosce la pericolosità di questo lago? Beh, certo, quando ero piccola ci entravo, andavo anche a nuotare, ma poi basta. Dopo l'acqua è fredda. Quindi bisogna stare attenti. Certo, certo. dopo dolce qua e subito fonda. In vita mia non ho mai fatto, se rimane qua all'inizio, ok, certo. Allora Sindaco, si può discutere o meno se sia più o meno di cattivo gusto essere lì a fare o comunque diciamo, passare una giornata diciamo, così spensierata in un momento in cui ci sono delle ricerche in corso di un corpo, però abbiamo visto anche qualcuno che si è spinto oltre, diciamo, oltre a nuotare e in ogni caso è una tragedia che nasce anche dal fatto che è stata violata un divieto di balneazione. Allora le chiediamo, questo divieto di balneazione com'è possibile farlo rispettare se davvero c'è? Farlo rispettare bisognerebbe che ci fosse la presenza di forze dell'ordine. La stessa domanda potrei ribaltarla sui fiumi, sul Piave, quando eravamo ragazzi, io compreso,
si andava a fare il bagno, non c'era la balneazione permessa, in nessun fiume c'è la balneazione permessa. La balneazione deriva da tanti fattori che devono essere riconosciuti e fatti convergere su un punto, voglio dire, controllo della qualità dell'acqua, senz'altro, ma poi anche presenza di personale, di bagnini e strutture di sicurezza in modo tale che possa essere riconosciuta la fruibilità balneare di un punto, altrimenti la balneazione è sempre vietata. Però tutti da ragazzi l'abbiamo fatto, no? E continuano, abbiamo visto anche delle immagini a farlo, e non dico che la gente può magari rinfrescarsi i piedi per entrare, ma la balneazione vuol dire anche mettersi a nuotare, andare dove si può anche annegare. Direi che la prudenza non sempre viene usata. D'altro canto, quante altre cose, c'è un comportamento non conforme, ci sono delle strade del Costo per andare a Asiago, della statale 51 nostra per andare in Salarto, che sono diventate piste dove molti motociclisti, non tutti per fortuna, ma molti motociclisti esagerano con le loro moto. Ogni tanto succede un qualche incidente grave e anche mortale, ma poter avere personale sufficiente a presenziare continuamente di fronte a tutte queste situazioni, direi che è impossibile per tutti. Ci si richiama sempre al buon senso della gente, della capacità di discernere e di capire che tante situazioni sottendono un rischio che poi deve risultare un pericolo e anche far succedere una disgrazia. Ecco, quindi insomma lei dice in assenza della impossibilità di controllare costantemente, insomma, bisogna affidarsi al buon senso. Ricordiamo comunque che è prevista una multa nel caso. Sì, guardi, tra l'altro poco tempo fa abbiamo rinnovato il nostro regolamento di polizia urbana. Il precedente regolamento risaliva al 1931 e quindi abbiamo ritenuto di aggiornarlo e non ci siamo dimenticati neanche di questo aspetto, cioè la non balneabilità e la possibilità di erogare sanzioni a chi non dovesse ottemperare, sia sul fiume Meschio, dove la tradizione dei vittorieri sarebbe quella che i giovani vanno pure a fare il loro bagno, sia nei nostri laghi. A Vittorio abbiamo 3 laghi detti blu, abbiamo il lago Morto, abbiamo il lago del Restello, abbiamo il lago della Negrisiola, ce n'è anche uno piccolo chiamato Lagusele, abbiamo tante superfici che possono essere utilizzate per rinfrescarsi, ma la balneazione è vietata dappertutto. Ecco, quindi diciamo che è improbabile poter pensare a una stretta sui controlli, adesso come adesso. La mia polizia locale già lo sa che anche quello è uno dei punti dove è richiesta la loro presenza, ma ripeto, con frequenza sarà molto bassa perché non abbiamo uomini a sufficienza per Vittorio, stiamo facendo il lavoro comunque su 3 comuni. Una parte importante del lavoro delle polizie locali si svolge in ufficio per la gestione delle pratiche che devono essere fatte e anche velocemente, perché chi ne ha bisogno le vuole velocemente. Fuori si va per l'assistenza quotidiana quando sono aperte le scuole, eccetera, per incombenze che sono frequenti e quasi quotidiane, in più ci sono gli incidenti, in più c'è il controllo da fare. Certo. Ci sono dei ritagli di tempo, però sono ritagli e capisce non La può essere coperta è sempre corta, la coperta è sempre corta purtroppo. Allora, visto che la coperta è sempre corta, approfittiamo del mezzo televisivo. A chi ci sta seguendo vuole lanciare un appello per la sicurezza, per il buonsenso, non si dovrebbe fare, dovrebbe essere automatico, ma facciamolo. Sì, prudenza. Quando c'è un qualche divieto c'è un motivo dietro e se proprio volete rinfrescarvi un pochettino, vabbè, sedetevi con la sedia vicino all'acqua e metteteci dentro i piedi, ma non andate a rischiare la vita da accaldati dopo aver mangiato soprattutto, ma comunque se non è balneabile un posto non deve essere usato per la balneazione. C'è un motivo e qualche esempio brutto
lo dimostra. Purtroppo, purtroppo. Allora, approfitto ancora di lei per un secondo cambiando argomento, visto che è qui in diretta con noi. Stiamo sentendo un po' di sindaci in questi giorni anche sulla questione dei migranti. Allora le faccio vedere questo servizio perché, come sappiamo, da Porto Empedocle è in arrivo nel Veneto circa nei prossimi giorni, nelle prossime ore, circa 200 migranti, ma saranno arrivi, come sappiamo, continui. Allora vi faccio vedere questo servizio con alcuni suoi colleghi trevigiani e poi le chiedo un suo parere. Non abbiamo spazi pubblici comunali, ma c'è la possibilità, ritorno a dire, come nel 2015-2016, di avere dei privati che mettono a disposizione degli immobili privati, purché ci sia una gestione con la cooperativa, perché altrimenti, ripeto, non è gestione, è trovare uno spazio dove mettere i migranti. In realtà è un sistema da fare. Accoglienza diffusa sì, ma con regole precise e con la supervisione di un soggetto terzo come una cooperativa, detta a precise condizioni il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese nei giorni in cui gli amministratori si interrogano sui nuovi flussi di migranti provenienti dal Mediterraneo. Solo nelle prossime ore ne arriveranno altri 200 in Veneto da Porto Empedocle, epicentro di queste nuove ondate. Resta da capire come saranno distribuiti nei vari territori. Le disponibilità sono comunque limitate. Accoglienza diffusa perché hub hanno dimostrato di avere grosse criticità, o perlomeno hub se utilizzati e gestiti nei limiti delle capienze. È chiaro che non possiamo sovraffollare un hub, così come non possiamo sovraffollare un comune con eccessiva accoglienza diffusa. Gli hub hanno dimostrato di essere delle potenziali bombe sociali anche. Sicuramente a livello di gestione sono più semplici perché hai tante persone in un unico posto, però a livello poi di problematica sociale è sicuramente più complicato. San Polo, dice il sindaco, aveva trovato posti nel 2021 per i migranti in fuga dall'Afghanistan dei talebani e poi l'anno scorso con l'invasione russa in Ucraina. Abbiamo ancora in gestione e in fase di chiusura della gestione del flusso degli ucraini, quindi ad oggi alloggi ulteriori non ne abbiamo a disposizione. Insomma, sindaco, anche in questo caso la coperta è corta. Allora, cosa dice di quello che ha sentito dai suoi colleghi? Poveri sindaci hanno perfettamente ragione, siamo sottoposti a degli stress continui. Non parliamo del Covid, non parliamo della situazione economica per cui abbiamo tutti i costi, i prezzi che sono schizzati alle stelle facendoci saltare un pochettino tutti i disegni che avevamo fatto. Il flusso di migranti non si interrompe, anzi va accentuandosi e non c'è un intervento sufficiente da parte governativa per ridurre quel flusso là, che non potrà mai essere infinito. Già oggi sta superando quelle che sono le possibilità gestionali. Una cosa è accogliere, una cosa è allocare la gente senza servizi alla disperazione, cioè, o le cose si fanno bene o se no è meglio non farle. Io come sindaco di Vittorio Veneto posso dire che la mia città, grazie a specialmente grazie a una struttura che vi esisteva e veniva gestita, ha sempre fatto la sua parte, anche più di quello che sarebbe stato concesso. E quindi anche adesso quella stessa struttura è interamente occupata. Direi che la mia città ha già dato e che altri spazi non ne ho a disposizione. Ricordiamo qual è la struttura? CEIS, si chiama CEIS, è posta a Serravalle, è una struttura chiusa in se stessa dove c'è un buon livello di accudimento di chi arriva, con ulteriore apporto da parte di associazioni varie che sono riusciti a trovare il sistema di trovare un lavoretto per chi era arrivato, o di introdurlo con dovuti modi nella nostra società civile, però i numeri sono incompatibili con una gestione generalizzata. Adesso quanti sono lì da voi? Dovrebbero essere poco meno di 200. Ecco, abbiamo già dato, è una cosa che dicono tanti sindaci, perché effettivamente è così. Il problema è, se poi tutti dicono così, come si risolve il problema? Cioè a chi dovrà accollarsi il problema? Aspettiamo intanto che tutti lo dicano così, perché non dappertutto è stato dato come in certi comuni.
ma come dicevo prima il fenomeno deve esaurirsi, deve fermarsi, non è possibile avere flussi costanti di questo tipo che possono prolungarsi negli anni, perché l'Africa è grande, i paesi di origine sono molto popolosi, è uno spostamento non di una popolazione autosostentante fatta di uomini e di donne, ma soprattutto di uomini, e quindi con difficoltà sia per i paesi di partenza, mancando forza lavoro, mancando giovani, che per noi che non riusciamo ad allocarli correttamente. Quindi questo disordine deve finire. È un messaggio che dà il governo? Beh, è chiaro, non è che io abbia né navi né nient'altro, è un messaggio che interessa la generalità del paese. Bene, grazie davvero al sindaco Antonio Miato. Insomma, i sindaci sempre in prima linea, abbiamo visto su tanti fronti, sia sulle tragedie come in quello che è accaduto a Vittorio Veneto, sia sui temi caldi, e ce ne sarebbero tanti altri di temi poi da affrontare. Grazie e buon lavoro, sindaco. Arrivederci a tutti. Grazie davvero. Noi continuiamo però sul tema dei migranti. Un altro sindaco, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che dice urge definire protocolli per insegnare ai profughi anche la lingua e un lavoro, perché poi, lo sappiamo, lo vedremo dopo, c'è anche la necessità di manodopera, quindi si può si possono unire le due esigenze, ma servono dei protocolli. Sentite il sindaco di Vicenza. Emergenza migranti. È arrivato il momento anche per le province venete dell'accoglienza di numeri importanti di profughi delle ultime ondate di sbarchi, numeri più che raddoppiati in un anno. Oltre 101.000 persone arrivate finora. Nel 2022, nello stesso periodo, erano quasi 49.000, 34.500 nel 2021. I primi 30 giovani stranieri sono arrivati ieri a Padova da Marghera con un pullman. Ad accoglierli gli operatori del Consorzio Veneto Insieme, che gestirà la loro permanenza, e i sanitari della Croce Rossa. Per ora nessun arrivo ufficiale annunciato per Vicenza, ma è solo questione di tempo. Vedo che stanno aumentando ancora gli sbarchi e che rispetto all'anno scorso sono più che triplicati. Siamo naturalmente preoccupati. La speranza è che il governo prenda in mano con forza la situazione. Noi continuiamo a dire di no in maniera categorica all'idea di fare maxi hub. Quelli scesi dal pullman a Padova erano tutti giovani uomini ospitati nella palestra di una scuola media, i volti protetti dagli obiettivi di telecamere e macchine fotografiche dai teli azzurri degli operatori. Per gli ospiti come loro non sarà sufficiente assicurare solo cibo e un posto letto, sottolinea il sindaco di Vicenza. E poi serve avviare attività e protocolli per insegnare a queste persone una lingua e un lavoro. Il rischio altrimenti è di avere persone che non hanno un'attività lavorativa, che rischiano di trovarsi a vagare per le città. Serve non rifare l'errore che si è fatto anni fa e quindi attivare subito con le imprese, con le aziende, con le categorie economiche percorsi di avviamento professionale e di insegnamento della lingua. Per i nuovi arrivi che si attendono nei prossimi giorni, la linea comune ribadita dai primi cittadini di Verona, Padova e Vicenza è la stessa. No categorico a maxi hub e a grandi concentrazioni di migranti all'interno della città di Vicenza, ma non soltanto della città di Vicenza. In generale è il modello più sbagliato che ci sia, perché mette in difficoltà le comunità locali, crea problemi di ordine pubblico, ma soprattutto è anche la misura più negativa per chi arriva qui e si ritrova concentrato in grandi masse all'interno di strutture non accoglienti. Sempre nel Vicentino abbiamo parlato con il sindaco di Vittorio Veneto poco fa, un altro sindaco, quello di Villaverla, che dice non abbiamo strutture comunali e lancia un appello ai privati. Questione migranti che nel Vicentino, alla luce dei recenti sbarchi, preoccupa i sindaci del territorio, come Villaverla, che pur ribadendo il sì all'accoglienza diffusa nell'ambito del progetto La Tenda di Abramo, che coinvolge 21 comuni dell'Alto Vicentino, sottolinea la difficoltà di reperire strutture libere per far fronte all'emergenza. C'è preoccupazione e non è oltretutto una situazione facile da gestire, perché poi i problemi a livello locali sono molteplici. La gestione delle situazioni abitative sono molto complesse, perché abbiamo cittadini che molte volte li richiedono e qui ci troviamo con la necessità invece di trovare degli alloggi per dei possibili migranti che potrebbero arrivare nel nostro territorio. Nella fattispecie per il comune di Villaverla la quota del 3%
per 1000 pari a 18 persone per il numero per l'appunto di abitanti che abbiamo. Noi abbiamo aderito al progetto Tende di Abramo assieme a più di 20 comuni dell'Alto Vicentino, un progetto che è già stato sperimentato per l'accoglienza di profughi ucraini. Di qui l'appello ai cittadini per trovare nuovi posti anche dai privati da destinare all'emergenza migranti. Non nascondo la problematica, quella di reperire alloggi, in quanto noi non ne abbiamo di comunali, quindi appartamenti disponibili del comune, e da parte dei privati è stato fatto per l'appunto un appello, ma c'è diffidenza nel metterli a disposizione per queste progettualità. E poi c'è la terza via di cui si sta parlando in questi giorni, che è stata lanciata in questi giorni anche dall'assessore regionale Elena Donazzani, viene sposata dalla Lega, almeno a livello locale, da molti sindaci della Lega, come il primo cittadino di Noventa Padovana Marcello Bano, che dice: la linea è quella di siamo contro gli hub e contro l'accoglienza diffusa. Sappiamo però bene che anche nella Lega si discute su questo. Mario Conte invece aveva siglato quel protocollo con il governatore Zaia per l'accoglienza diffusa. Dice Bano: siamo contro gli hub e contro l'accoglienza diffusa, chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro. Capannoni, uffici e palestre non possono essere usati per stoccare i migranti, non sono strutture d'arte. L'unica soluzione praticabile, ecco la terza via, è l'utilizzo di centri di permanenza per i rimpatri, meglio se vicini a un aeroporto. Il primo cittadino leghista boccia il modello invece dell'accoglienza diffusa, sottolineando la profonda amarezza per le scelte imposte alle amministrazioni locali. Le palestre non sono strutture adatte, ripete Bano, soprattutto perché siamo a poche settimane dalla ripresa dell'anno scolastico. Quelle fatte dal governo, e qui c'è la critica anche forte al governo, sono scelte che non ci rappresentano, non rappresentano la linea del partito, sottolineando che quanto sta avvenendo in questi giorni passa sopra qualunque regola di buonsenso, mettendo in difficoltà gli amministratori locali. Quindi tensione anche nel centrodestra e la Lega, diciamo, territoriale verso la Lega governativa. Insomma, lo sappiamo, si discute anche nel centrodestra su questa situazione. Nel frattempo la questione dell'immigrazione è di grande attualità in Veneto, e allora diamo un'occhiata a quello che è stato l'ultimo rapporto sull'immigrazione straniera in Veneto, i numeri. Chi sono, da dove vengono e dove vanno? A tracciare una dettagliata immagine dei migranti a nord-est è il rapporto sull'immigrazione straniera in Veneto, predisposto dall'Osservatorio regionale che esamina le dinamiche demografiche della popolazione straniera e il fenomeno migratorio nel mercato del lavoro. Il primo dato è che i romeni sono la popolazione più presente, con 126.000 residenti in Veneto. Veneto che nel 2022, l'ultimo anno analizzato, conta 493.119 stranieri, in calo rispetto ai quasi 510.000 dell'anno precedente. Un trend che per la prima volta scende quando invece negli anni precedenti era sempre salito. Ma con il calo degli stranieri in termini assoluti si registra una leggera riduzione del peso della componente degli immigrati anche sul totale della popolazione. Complice la consistente diminuzione del numero di italiani, a livello nazionale si è passati dall'8,4% di stranieri nel 2019 e nel 2020 all'8,7% nel 2021 fino all'8,5% al 1 gennaio del 2022. L'Emilia Romagna, con un'incidenza di stranieri del 12,4%, è sul podio. Seguono Lombardia con l'11,6%, la Toscana con l'11,1% e il Lazio con il 10,8%. Il Veneto, con un'incidenza degli stranieri sul totale dei residenti pari al 10,3%, è sì sopra la media nazionale, ferma all'8,5%, ma è al sesto posto nella graduatoria italiana. Ma vediamo la distribuzione degli stranieri in Veneto. La provincia con il maggior numero di residenti è quella di Verona, con 115.000 presenze e un peso sul totale regionale del 22,5%. Seguono le province di Padova, con 95.000 stranieri, Treviso, con quasi 90.000, Venezia, oltre 86.000 e Vicenza al quinto posto con 79.498 stranieri, pari al 16,1% del totale regionale. Chiudono la classifica Rovigo con 19.229 e Belluno con appena 12.000 presenze straniere.
Sul fronte del lavoro sono 240.000 gli stranieri occupati in Veneto, il 12% di tutti i lavoratori, con una presenza particolarmente elevata nell'impiego dipendente. Il 3% sono nell'agricoltura, il 38% nell'industria, il 59% nei servizi. Il 63,5% degli stranieri che vivono in Veneto è occupato, i disoccupati sono il 9,3% contro il 4,7% degli italiani. Anche questa è un'immagine del Veneto di oggi, utile per cercare di capire chi siamo e in quale futuro stiamo andando. E a proposito di economia, la Confartigianato nel frattempo ha lanciato un nuovo allarme sulla carenza cronica di manodopera anche in Veneto. Tutto questo mentre invece la CGIA di Mestre parla del PIL in crescita a fine anno, un PIL in crescita previsto per il Veneto. L'ennesimo SOS sulla carenza di manodopera arriva dalla Confartigianato, più che un'emergenza, una cronicità che riguarda l'intero bel paese, con il Veneto che non fa eccezione. Anzi, nella nostra regione, afferma il report degli artigiani, le imprese fanno fatica a trovare oltre la metà del personale necessario, il 51,4% per l'esattezza, con punte del 70% nella carpenteria metallica e nell'edilizia. Non a caso gli stessi costruttori veneziani, Lance, è pronta ad avviare corsi per migranti a settembre, e l'assenza di lavoratori è la cartina di tornasole di un'economia che comunque cresce, come conferma la stessa CGIA di Mestre, secondo cui il PIL veneto chiuderà il 2023 con il più 1,24%, subito dopo la Lombardia. Le costruzioni e i servizi, in particolar modo il turismo, saranno i settori che, nonostante il rallentamento dell'economia in atto in tutta Europa, consentiranno alla nostra regione di rimanere leader a livello nazionale. Un dato niente affatto scontato se si considera la recessione tecnica di alcuni paesi dell'Eurozona, Germania in primis, principale partner manifatturiero del Veneto, ma non tutte le province procedono di pari passo. Venezia e Belluno, per esempio, devono ancora recuperare alcuni punti per ritornare ai livelli pre-Covid. Restano le ombre sull'inflazione, su salari comunque troppo bassi, ma il dato macroeconomico regge. Non è da escludere comunque che la ripresa autunnale ci possa riservare delle brutte sorprese. Tuttavia siamo fiduciosi perché il tessuto economico del Veneto, costituito prevalentemente da piccole imprese, ha dimostrato in questi ultimi anni così difficili di avere nel suo DNA gli anticorpi necessari per superare con successo qualsiasi avversità. Dalla carenza di manodopera, abbiamo visto nel servizio, la carenza di camici bianchi. Nelle 351 case di riposo del Veneto mancano 3.500 operatori sociosanitari, oltre a 2.000 infermieri. Per gestire l'emergenza, la Giunta regionale del Veneto ha deciso di recuperare i corsisti già bocciati. In sostanza, anziché dover ripetere l'intero ciclo di lezioni, come accadeva finora, gli OS potranno partecipare a una sessione di recupero per rifare l'esame. In questo modo saranno accorciati almeno di un anno i tempi di reclutamento del personale. La proposta era stata avanzata dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e al lavoro Elena Donazzan, ottenendo il parere favorevole della direzione risorse umane del servizio sanitario regionale, in ragione, si legge nella nota, della gravissima situazione nella quale versano gli organici delle strutture di assistenza sociosanitaria del territorio regionale, che contano attualmente 32.510 posti letto. La nuova delibera approvata introduce così 3 turni di recupero all'anno, gestiti da organismi di formazione accreditati. La domanda di partecipazione sarà ammessa purché siano trascorsi al massimo 24 mesi dalla bocciatura e il corsista potrà prendere parte alla prova di riparazione una sola volta. Una decisione dunque che sottolinea ancora una volta la problematica della carenza dei camici bianchi, infermieri e operatori sociosanitari. Insomma, se la Regione arriva fino alla decisione appunto di recuperare i corsisti bocciati. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con la prima edizione di questa domenica 20 agosto. Torniamo nella Marca trevigiana. La notte tra il 20 e 21 agosto del 2007, 16 anni fa, il massacro di Gorgo al Monticano, che cambiò per sempre la Marca, la barbara uccisione dei coniugi Pellicciardi da quelle che furono definite le belve di Gorgo. Domani sera alle 18:30, come ogni anno, la messa in memoria di Guido e Lucia Pellicciardi nella chiesa del paese.
un modo per ricordare, per non dimenticare mai la tragedia che mutò, come sappiamo, il concetto di percezione della sicurezza. Il figlio della coppia, Daniele Pellicciardi, ha sempre voluto tenere alta l'attenzione sul tema nonostante il dolore per quella terribile vicenda. Lo ribadì anche nell'ultima intervista ai nostri microfoni realizzata pochi mesi fa da Lina Paronetto nei nostri studi. Sentiamolo. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, ecco, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case e sicuri delle forze dell'ordine che ci siano e questo dà un senso di sicurezza alla gente. La giustizia vuole rivista, perché anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori. C'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e a essere sicuri, anche perché rischiano. Prima di tutto rischiano la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare. Ecco, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma e dopo se succede questo o quell'altro. Devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità e questo deve esserci delle buone leggi, devono esserci delle buone leggi. Da Gorgolo Monticano a Caore lo shock per l'arresto di un 52enne educatore responsabile di Gioventù Studentesca, associazione che fa riferimento a Comunione e Liberazione. L'accusa pesantissima è quella di abusi sessuali nei confronti di una 14enne, abusi che sarebbero avvenuti a Rimini. Comunione e Liberazione in queste ore ha già detto, costernati da quanto accaduto, è già stato sospeso. Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca Don Giussani di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. I carabinieri di Rimini e Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'abitazione di Caorle dove vivono i genitori. Per Gioventù Studentesca l'uomo di 52 anni faceva l'educatore ed è membro di un'associazione laicale cattolica in cui si seguono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egidia del movimento. Secondo gli inquirenti, mentre era in un ritiro spirituale a Rimini in preparazione della Pasqua, il 52enne avrebbe abusato della 14enne a lui affidata dai genitori. Al momento posso solo dire che qualche settimana fa, per conto del mio cliente, ha riferito il suo avvocato difensore, ho presentato alla Procura di Rimini e di Reggio Emilia un'istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti perché aleggiava quest'ipotesi. Poi è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare. Comunione e Liberazione esprime in una nota dispiacere e costernazione per quanto emerso dall'indagine. A carico di questa persona coinvolta nell'attività educativa del movimento, si legge, evidenziando che è già stato sospeso. Restiamo nel veneziano, l'arresto di questo 52enne, abbiamo sentito, è avvenuto a Caorle, a casa dei genitori. Restiamo nel veneziano, torniamo a Venezia, nel capoluogo. Abbiamo parlato in questi giorni del caso, l'ennesimo sfregio del turismo a Venezia, quei due turisti fotografati sdraiati sulle tombe del cimitero di San Michele. Reazioni diverse in città, preoccupa un degrado sempre più evidente. Il gruppo Venezia.com, sempre molto attento a quanto accade a Venezia, chiede a gran voce pene più severe per chi deturpa la città. La foto di due turisti che sono sdraiati a prendere il sole sopra le tombe del cimitero di San Michele in Isola Venezia, apparentemente incuranti del luogo dove si trovano, come fossero in un solarium o al mare, come era prevedibile, ha avuto l'effetto di un pugno in un occhio in molti veneziani e sollevato un'onda di polemiche. Venezia.com, da sempre il gruppo attento, vivace, impegnato a difesa di Venezia e dei veneziani, invoca un cambio di passo e un pugno di ferro. È un simbolo di come ormai la città sia ormai fuori controllo. È una città sfruttata da cani e porci di ogni dove, veneziani compresi. E il turista si sente libero di fare ciò che vuole e anche quindi mancare di rispetto
a un luogo che per noi è sacro. Si tratta indubbiamente di un campanello d'allarme, di un degrado anche morale. Farci rispettare di più e comunicare al mondo che Venezia non è un parco giochi, con un lavoro di comunicazione, ma soprattutto essere più fermi nelle pene inflitte a chi si comporta male. Quest'ultimo episodio va a toccare etica e sensibilità, ma ci sono anche fatti con conseguenze più gravi. Io credo che la gestione della sicurezza in città sia fallimentare. È fallimentare la gestione anche della città in genere. Non è un momento molto bello per Venezia. Torniamo nella Marca, ma è una situazione che avrebbe potuto ripetersi anche in altre zone. Parliamo di funghi velenosi. Nei giorni scorsi avevamo raccontato il caso della famiglia trevigiana che ha rischiato di morire. Fortunatamente non è successo perché ha fatto controllare il cestino dei funghi che aveva appena raccolto agli esperti micologi dell'ULSS 2. C'erano all'interno infatti 5 esemplari di un fungo velenosissimo in grado di sterminare l'intera famiglia se mangiati. Il dottor Paolo Patelli, dirigente del Dipartimento Prevenzione ULSS 2, e Mauro Busolin, responsabile delle professioni sanitarie del Dipartimento Prevenzione e micologo, ci raccontano nuovamente l'accaduto, ma soprattutto ci spiegano quali sono le accortezze da mettere in atto quando si raccolgono i funghi. Insomma, un consiglio per tutti coloro che praticano questo hobby molto, molto diffuso, ma con delle accortezze da prendere. Allora sentiamo le interviste raccolte da Christian Arboit. Il fatto è abbastanza, diciamo così, importante perché proprio a poche ore di quando come Dipartimento avevamo inviato a tutti gli organi di stampa perché ne usufruisse l'utenza la comunicazione che è a disposizione di tutti il servizio gratuito del nostro ispettorato micologico, e l'abbiamo fatto proprio in questo periodo in cui è alta la presenza di funghi nel nostro e in altri territori e tante persone vanno a funghi. La comunicazione appunto avevamo inviato che era a disposizione di tutta l'utenza, l'ispettorato micologico nelle varie sedi del Dipartimento di Prevenzione. Neanche a farlo apposta si è presentato un nostro utente con la sua raccolta di funghi effettuata non nella nostra zona ma in località montana, comunque molto accorto, è venuto qui a farceli vedere, e all'interno di questa raccolta c'erano, accanto a alcuni funghi che avrebbero dato solo della patologia gastroenterica, una tossinfezione alimentare, c'erano alcuni, per la precisione 5 funghi, altamente letali, quindi che avrebbero dato probabilmente morte a chi li avrebbe mangiati, costituendo quindi un alto pericolo potenziale per lui e per tutta la sua famiglia, per chi avesse mangiato questi funghi. Perché ce n'erano a sufficienza per sterminare? Questi 5 funghi, se fossero stati consumati dalla famiglia e fossero stati presenti casualmente nei piatti di tutti, chiaramente tutti quelli che avessero mangiato di questi funghi avrebbero avuto questi danni irreversibili. Ecco, all'orizzonte c'è una stagione, tra l'altro, che si preannuncia molto buona, e lei si sente di fare un appello a tutti questi cercatori di funghi, più o meno esperti? Certo, da quello che mi dicono anche amici molto esperti, la stagione questa è molto buona per quanto riguarda la presenza di funghi nei nostri territori e in montagna. Le condizioni climatiche hanno favorito un grandissimo sviluppo dei funghi. Ecco, l'appello che io mi sento di fare è cercate di farli analizzare, di farli valutare da chi se ne intende, e chi se ne intende è l'ispettorato micologico del Dipartimento di Prevenzione. Noi al nostro interno abbiamo 12 esperti micologi che gratuitamente, in un orario definito, valutano tutti i funghi che gli vengono portati da analizzare. Anche i raccoglitori più esperti possono sbagliare, questo è quello che mi dicono i nostri tecnici. Quindi la raccomandazione è quella di far sempre vedere i funghi, perché ogni anno purtroppo ci sono degli eventi che magari potrebbero essere evitati se fossero stati visti i funghi per tempo dai nostri esperti. Gastroenteriti soprattutto.
Gastroenterite, la tossinfezione alimentare chiaramente in primis, e poi chiaramente possono esserci eventi più gravi che fortunatamente molto raramente ma ogni tanto capitano. Cortinarius specialissimum è una specie di funghi che si trova soprattutto quasi esclusivamente in ambienti montani. Ci sono alcuni funghi di questa specie anche commestibili, pochi, ma ce ne sono alcuni che sono veramente molto molto pericolosi, perché possono essere letali per persone che magari non sono perfettamente in forma fisicamente o sono anziane, eccetera. Per tutti gli altri c'è la dialisi a vita, purtroppo. Quindi bisogna stare attenti a quello che si raccoglie, ma soprattutto a quello che poi si consuma. Senta, dottor Busolin, lei di fatto, e non esagero, ha salvato la vita a una famiglia potenzialmente. Cos'è successo? Allora, come dipartimento l'abbiamo salvata, non ho peritato io i funghi, c'è stato un collega che li ha peritati. Sostanzialmente il signore ha raccolto dei funghi in montagna e poi è venuto qua in dipartimento per farseli peritare. All'interno del cestino c'erano parecchi funghi e tra l'altro nessuno commestibile, però tra questi c'erano appunto 5 esemplari di Cortinarius orellanus, specie mortale. Mortale ha delle caratteristiche molto particolari questo fungo, soprattutto relativi a quando compaiono i primi sintomi. Questa è una specie veramente complicata, perché dal momento in cui si ingeriscono questi funghi possono passare anche fino a 14-15 giorni prima di avere i primi sintomi, che vuol dire che entro quei 15 giorni ormai l'organo bersaglio che è il rene è compromesso completamente e tante volte si fa anche fatica a capire qual era la causa, proprio perché il pasto consumato 14-15 giorni prima non è facile sempre ricordarselo. E la sostanza che crea questo danno è la orellanina, che è contenuta in 2 o 3 tipologie di funghi, lo Specialissimos e l'Orellanus, sempre Cortinarius. Senta Busolin, su 4.000 specie di funghi, quanti sono quelli commestibili? Guardi, quelli commestibili, perché poi ci sono alcune regioni che rendono commestibili alcuni funghi, mentre non sono previsti funghi commestibili in altre regioni, ma alla fine i funghi veramente commestibili sono una ventina circa di specie, su circa 4.000 specie conosciute come funghi di bosco. Quindi ricordiamolo, come diceva il dottor Patelli, voi siete operativi in tutto il territorio dell'ULSS 2, pronti a fornire questo tipo di supporto che è necessario. Le spiego, l'ispettorato micologico lavora su più ambiti. Allora abbiamo l'ambito dove noi peritiamo i funghi raccolti dai cittadini qualunque, cioè da un cittadino, li peritiamo in 3 sedi di questa URSS, uno per distretto, a Conegliano, a Treviso e anche a Montebelluna, in orari più o meno diversi. Comunque garantiamo sempre la nostra presenza il lunedì, perché il lunedì di solito è il giorno successivo alla raccolta che si fa in montagna quando si va per boschi. È una cosa, l'ispettorato micologico, oltre a fare la perizia dei funghi raccolti nel bosco, fa anche consulenze nei pronti soccorso quando ci sono delle presunte casi di intossicazione da fungo. Lì andiamo a capire quale fungo è stato ingerito dal paziente, proprio perché poi il pronto soccorso deve procedere con tutte le terapie del caso. Insomma, ecco, questi i consigli degli esperti. Insomma, se ci state seguendo e avete questa passione, ecco, dovete stare sempre molto attenti e in ogni caso, lo ricordavano anche gli esperti dell'ULSS 2, il servizio proprio per il controllo dei funghi che avete raccolto è gratuito, quindi approfittatene per evitare appunto che possano esserci drammi. Abbiamo raccontato proprio di una famiglia che è stata salvata di fatto da una morte pressoché certa grazie al loro intervento. C'è da registrare, lo leggiamo dal sito di Repubblica, e coinvolge anche il Veneto ovviamente, l'ondata di caldo, l'abbiamo raccontato, heat storm in questi giorni, davvero i picchi di caldo. Oggi nella Marca trevigiana si prevedono più o meno 37 gradi e anche in questi giorni non sono mancate le chiamate al pronto soccorso per malori e svenimenti. Ecco, c'è un focus in particolare, l'abbiamo raccontato anche in questi giorni, sulla Marmolada. La nuova ondata di caldo che sta avvolgendo l'Italia non dà tregua neanche in alta montagna. Sulla cima della Marmolada, a 3.343
di quota. Nella giornata di ieri la piattaforma Marmolada Meteo ha registrato alle 16:50 la temperatura di 13,3 gradi, un nuovo record negativo che supera, pensate, quello registrato il 3 luglio dello scorso anno, quando collassò la parte del ghiacciaio causando la morte di 11 alpinisti, insomma la tragedia della Marmolada. Secondo le previsioni nei prossimi giorni lo zero termico sulle regioni del nord-est a causa dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia potrebbe portare la quota dello zero termico oltre i 5.000 metri. La temperatura massima nel 2022 era stata pari a 12 gradi centigradi, ben inferiori ai livelli previsti per i prossimi giorni. A soffrire però, dice Repubblica, non sarà solo la Regina delle Dolomiti, ma tutti gli apparati glacio-nevate del nord Italia e dell'arco alpino. Dunque anche qui massima attenzione anche in Marmolada. A proposito del caldo, i vari comuni si attrezzano anche per venire incontro alle persone più fragili. Vediamo come ci si attrezza a Vicenza. ARPAV segnala l'arrivo di una nuova ondata di caldo che porterà temperature elevate con valori superiori alla media, in particolare nel fine settimana. Anziani e persone sole che, specie in periodi dell'anno particolari come quello estivo, spesso restano a casa mentre la città si svuota, possono rivolgersi per supporto e informazioni allo sportello telefonico del comune a Vicenza Non Sei Solo, sportello che da giugno ad oggi ha ricevuto 366 chiamate. Richieste che spaziano dalle informazioni sul reddito di cittadinanza alla carta solidale acquisti a richieste di compagnia e trasporto. È un servizio importante dove ci si può rivolgere per avere informazioni di qualsiasi tipo, ma anche per conoscere quale sarà il centro di aggregazione sociale per anziani con l'aria condizionata, dove poter passare qualche ora insieme a altre persone della propria età e vicino ovviamente al proprio domicilio. In questo momento si sentono sole, del motivo per cui noi invitiamo a uscire dalla propria abitazione e andare nei centri di aggregazione sociale per anziani proprio per stare insieme a altre persone, dove poter giocare a carte, fare attività culturali, sociali, insomma l'importante è stare insieme. E in questi centri che hanno anche l'aria condizionata con queste temperature magari può anche fare la differenza, è un servizio importante. Ci si attrezza insomma un po' dappertutto per venire incontro soprattutto alle persone più fragili. Torniamo nella Marca, torniamo a Treviso e cambiamo argomento. Una notizia importante per la città perché riparte il cantiere fermo da 2 anni e mezzo per l'ampliamento della scuola primaria Don Lorenzo Milani di San Zeno. Era un cantiere sospeso dopo l'interdittiva antimafia che colpì il consorzio che si era aggiudicato l'intervento. Finalmente, dopo 2 anni, più di 2 anni di stop legato all'interdittiva antimafia che ha colpito l'azienda che lavorava lì in cantiere, non tanto l'azienda ma quanto il consorzio dove questa azienda c'era, siamo ripartiti e siamo riusciti ad appaltare i lavori. Sta finalmente per ripartire il cantiere per l'ampliamento della scuola Don Milani di San Zeno, fermo dal febbraio del 2021, quando l'interdittiva antimafia nei confronti del consorzio LM aveva imposto la sospensione dei lavori e un loro aggiornamento anche in termini economici. Il cantiere ripartirà da settembre, quindi da subito, pressoché. Siamo anche abbastanza fiduciosi perché l'impresa Biasuzzi già lavora al cantiere della ristrutturazione delle scuole Milani. Stiamo parlando invece dell'ampliamento, quindi la palestra e la mensa, e quindi ci sarà un'unica regia per 2 grossi lavori. Ci sarà una durata di lavori di circa 1 anno. Ma gli interventi sui plessi scolastici hanno caratterizzato tutta l'estate. In settimana partirà la messa in sicurezza antincendio della scuola dell'infanzia di San Bartolomeo, costo del cantiere 80.000 euro. Per sua natura non ci saranno grosse opere edili e di volta in volta con la dirigenza scolastica ci metteremo in moto per fare delle fasi lavorative che non vadano a inficiare o a interferire con l'attività didattica. Infine l'intervento principe, la ristrutturazione delle scuole medie Stefanini che si concluderà a settembre 2025. La ditta è in ordine coi tempi. Dopo la demolizione della palestra c'è stata la demolizione di tutte le pareti interne e adesso stiamo improntando proprio la predisposizione degli impianti, dell'impiantistica per poi fare le rifiniture. Restiamo nella Marca trevigiana ma cambiamo decisamente argomento, andiamo a Riese, Pio X. Oggi ricorrono i 109 anni della morte di Papa Sarto e allora il paese si prepara domani alla messa solenne e poi alla
processione tradizionale in attesa poi del grande evento della Peregrinatio Corporis da ottobre, a cui sono attese migliaia di persone. Oggi l'anniversario della morte è avvenuta 109 anni fa, domani l'attesa processione che costituirà l'avvio delle celebrazioni che porteranno all'atteso ritorno di San Pio X nella sua Riese, nella Peregrinatio Corporis prevista tra il 6 e il 15 ottobre. Le spoglie del santo percorreranno 545 chilometri nei 120 anni dalla salita al soglio pontificio. Il 21 è il giorno di San Pio X e qui a Riese ogni anno si svolge una funzione, una messa per ricordarlo, ma soprattutto la successiva processione che richiama ogni anno migliaia di fedeli, non solo insomma, da queste zone, e quest'anno assumerà un valore particolare appunto in questo anno così speciale. Sarà diciamo una sorta di apertura del sipario di questa lunga carrellata di eventi che si terranno da qui a fine anno. A questo anno speciale, Comune di Riese, Fondazione Giuseppe Sarto e Diocesi di Treviso si preparano da tempo con eventi importanti: il restauro della casa natale di San Pio X, i lavori in via di conclusione al vicino museo e al sentiero che porta al santuario delle Cendrole. A ottobre a Riese si attendono migliaia di pellegrini. Per noi è un evento storico, è la prima volta che Pio X ritorna, ovviamente seppur da morto, a Riese Pio X dopo oltre 120 anni. Nel 2018 Giovanni XXIII ha visitato i suoi luoghi natali a Bergamo e sotto il monte, e per noi è stato importante perché ha rappresentato un punto di riferimento organizzativo e logistico, per cui noi ci stiamo preparando da oltre 3 anni a questo momento che si verificherà dal 6 al 15 ottobre, con l'arrivo il 6 ottobre a Treviso, e il 7 ottobre il corpo arriverà a Riese, dove rimarrà fino al 15 di ottobre. Riese e la Marca stanno lavorando per farsi trovare pronti sotto tutti gli aspetti, anche quelli pratici. La parte di organizzazione logistica è la parte più impegnativa. Ci stiamo confrontando da mesi anche con ovviamente la prefettura, la provincia e tutte le autorità competenti, perché noi andremo a chiudere il centro storico di Riese al traffico veicolare, se no a quello dei residenti e ovviamente dei mezzi di emergenza, e creeremo un percorso pedonale che si dipana dalla chiesa in centro al paese e arriverà fino al santuario delle Cendrole per circa 1,7 km di percorso. E un afflusso così importante come ci aspettiamo ovviamente va gestito. Per il sindaco Guidolin, che è anche presidente della Fondazione Sarto, quel che si sta seminando ora porterà frutti anche in futuro, perché Riese e i luoghi natali del pontefice trevigiano possano diventare meta dei pellegrini di tutto il mondo. Stiamo portando avanti un progetto per il quale ci aspettiamo che questo afflusso aumenti e continui negli anni successivi. Pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, nell'ultima parte della nostra prima edizione, torniamo a Venezia, torniamo a parlare del lutto, il basket in lutto per la morte ieri a 88 anni di Tonino Zorzi, lo storico, il primo giocatore e poi soprattutto coach che ha attraversato davvero decenni di basket italiano. Cuore Reir, ha guidato la Reir soprattutto negli anni 70 ma anche negli anni 80, aveva 88 anni, era nato a Gorizia. Venezia con la Reir, con la misericordia e col suo pubblico l'ha sempre dimostrato. È importante che assieme si vinca e si vince. Uno di qua e uno di là non si vince mai. Una grande lezione di vita quella di Tonino Zorzi qualche anno fa durante un incontro alla Scuola Grande della Misericordia per il centenario della Ligabue. Oggi il mondo del basket piange lo storico giocatore e allenatore che si è spento all'età di 88 anni dopo una lunga malattia. A darne l'annuncio il figlio Maurizio con un post sui social. Ti voglio ricordare così, si legge, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato. Nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene. Ciao papà.
Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, soprannominato Paron, Zorzi, malato da tempo, ha allenato oltre la Goriziana gli Orogranata per 12 stagioni. Come coach con Venezia ha raggiunto la storica finale della Coppa Corec nel 1981. Nella stagione 2009-10 ha ricoperto il ruolo di senior coach nella formazione allenata da Andrea Mazzon. Io ho avuto la fortuna personale di giocare spesso da giocatore contro le squadre allenate da coach Zorzi, ma non essere mai stato allenato da lui. Invece nel 2009-2010 ero entrato a far parte del mondo Orogranata seguendo da senior coach Andrea Mazzone, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerlo più profondamente e quindi collaborare con lui. Ed è stata un'esperienza fantastica che poi da quel momento non si è più interrotta con telefonate, visite ed incontri. È stata una persona che poi in questi anni è stata vicina anche nel consigliarmi e nel seguire il mio percorso. Zorzi è stato eletto miglior giocatore della pallacanestro varese di ogni tempo. Ha disputato 22 presenze in nazionale, collezionate 215 totali e 3.948 punti in massima serie. 5 promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1, di cui 3 con l'Umana Reyer. Restiamo nel veneziano, ma torniamo alla cronaca. Abbiamo parlato all'inizio della nostra prima edizione di questo incendio che c'è stato in un'abitazione a Santa Lucia di Piave con un 74enne intossicato e insieme alla moglie 75enne, la signora resta in gravi condizioni. C'è stato un altro incendio sempre nella notte, ma a Concordia Sagittaria, lo leggiamo da Venezia Today. Il grosso incendio che devasta un piano terra, vigili del fuoco al lavoro nella notte. Fortunatamente non ci sono persone ferite coinvolte in questo incendio, erano tutti al piano superiore gli abitanti della casa di via San Pietro a Concordia Sagittaria, che è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica, forse a causa del malfunzionamento di una lavatrice. Era stato invece un frigorifero nel caso di Santa Lucia di Piave. L'ipotesi dell'elettrodomestico difettoso all'origine del grosso incendio, per ora in fase di approfondimento, ma intanto i vigili del fuoco intervenuti verso l'1:30 da Portoguraro con squadre anche della Tisana hanno lavorato fino alle 6 del mattino di domenica, cioè di oggi, per avere ragione delle fiamme divampate al pian terreno dell'immobile. Ci sono volute ore per mettere tutto e tutti in sicurezza prima di dichiarare inagibile la parte bassa della casa. E queste sono le immagini dei vigili del fuoco, insomma, che ben rendono l'idea dell'intervento che hanno eseguito nella notte. Andiamo nel Padovano adesso per parlare di una emergenza. Animali abbandonati in estate è la piaga di ogni estate purtroppo. 12 gli animali, in questo caso gatti, abbandonati nel periodo di Ferragosto, il focus di una struttura del Padovano. Qualcuno ha trovato una casa, 2 purtroppo non sono sopravvissuti. I rimanenti hanno trovato riparo nel rifugio San Francesco di Presina, che accanto ai cani ospita i gatti abbandonati, la vera emergenza di quest'estate. Nella sola settimana di Ferragosto gli arrivi sono stati 12 gatti raccolti in tutta l'Alta Padovana. Ogni estate sempre peggio. È un'emergenza continua. Mi capita così ormai di vivere con l'angoscia che se arriva un colpo di telefono suona il campanello, è per la richiesta dell'ennesimo aiuto e non sai a che santo votarti. Non c'è un gattile in provincia di Padova, ricorda Tonelotto. Nel rifugio i gatti sono assistiti da operatori e volontari pagando di tasca propria perché solo i gatti feriti sono a carico dell'ULSS. Da Tonelotto un appello. Dobbiamo convincerci che essendo troppi gatti in circolazione bisogna sterilizzare. E intanto torna in Veneto l'Ibis eremita, esemplari segnalati a Sospirolo nel Bellunese e anche fra Mussolente e San Pietro in Gu. Gli Ibis eremita sono tornati dopo 400 anni nei cieli del Veneto grazie a un progetto europeo e proprio in queste ore c'è una presenza record nella nostra regione. Dopo i 4 esemplari in migrazione avvistati a Sospirolo nel Bellunese c'è una grande sorpresa per il Bassanese e l'Alta Padovana. A Mussolente infatti ci sono 3 capi identificati dagli anelli numerati come Angelo, Loris e Zerefino e ben 4 sono presenti a San Pietro in Gu, dove assieme agli ibis provenienti dalle colonie austriache c'è un esemplare italiano sedentario. Si tratta, secondo l'anello identificativo, di un ibis dell'oasi di Fagagna. Secondo gli esperti, lo stormo ha intercettato l'esemplare italiano che si è aggregato al gruppo. I curatori del progetto raccomandano di non avvicinare e di non disturbare in alcun modo questi splendidi volatili.
Adesso invece restiamo però nel Vicentino per andare a Marostica e parlare dei 100 anni degli alpini a Marostica. Otto presidenti, 100 anni di storia e di coraggio, di fedeltà, di disponibilità, di impegno e di amore per la patria. La sezione Alpini di Marostica taglia un traguardo che fa storia e che non rappresenta un punto d'arrivo, ma di partenza, iniziando dalle celebrazioni per il centenario. Il 9 settembre ci sarà il consiglio del CDN qui in comune a Marostica, nel Castello Inferiore. In più, da parte del comune verrà fatto un consiglio straordinario per riconoscere la cittadinanza onoraria alla sede nazionale. Poi si concluderà la serata con due cori, il coro della Brigata Cadore e il coro Anna di Marostica. E poi lo spettacolo del castello incendiato e dei fuochi d'artificio a suggellare un legame indissolubile con la città. Il giorno dopo, alle 9 faremo l'ammassamento nel quartiere San Benedetto e verrà fatta la sfilata che attraverserà alcune vie della città e poi ci incontreremo tutti in Piazza degli Scacchi per la Santa Messa. Qualche giorno prima, il 3 settembre, sfilata e messa anche a Malga Sorgazza di Pieve di Tesino per un centenario che ha tanto da raccontare. Lo sport è il nuovo commissario tecnico soltanto da 2 giorni, Luciano Spalletti, che quest'anno ha guidato il Napoli allo scudetto e dopo le dimissioni, un po' shock di Roberto Mancini, è diventato il nuovo tecnico della nazionale, entrerà in carica ufficialmente dal 1° di settembre ed è uno Spalletti che sappiamo è molto legato a Venezia e al nord-est. I segreti allora del nuovo tecnico azzurro raccontati dal nostro Lorenzo Maier. Da Certaldo, sua amata terra natia, fino a Coverciano per allenare la nazionale. Il sogno in pochi chilometri di ogni allenatore, passando per Venezia come tecnico degli arancione-roverdi in Serie A nella stagione 1999-2000, esperienza che lo ha forgiato all'inizio della carriera. 24 anni dopo quella esperienza, Luciano Spalletti dal prossimo 1° settembre sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra. Con lui ci sarà al suo fianco il suo secondo, Marco Domenichini, anche lui passato per i campi di allenamento del Taglierce di Mestre, molto più di un semplice scudiero e normale collaboratore. Luciano Spalletti, all'indomani dello scudetto vinto con il Napoli, così aveva commentato in esclusiva per Antenna 3 Media Nord-Est il traguardo appena raggiunto. Parole che oggi suonano quasi profetiche. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. Molto legato anche al nord-est per aver portato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League, l'Italia del calcio trova così un nuovo condottiero, un professionista esemplare, ma soprattutto un uomo sensibile, umile e dal cuore d'oro. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace perché riparte subito un altro treno, riparte subito qualcosa a cui doversi dedicare. Il prossimo treno si chiama dunque Casa Italia, con orizzonte all'Europeo 2024 e poi ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, competizione da cui l'Italia manca dal 2014. Adesso andiamo in montagna, ma prima di parlare del Giro delle Mura di Feltre, molto atteso nei prossimi giorni, dobbiamo anche tornare a parlare dei tanti soccorsi. Abbiamo parlato ieri dei tanti soccorsi in poche ore da parte del soccorso alpino. Allora ricordiamo quanto aveva detto il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti Belluno, Giuseppe Dalben, che aveva definito spesso le persone che vanno in montagna come persone che pensano di andare a Gardaland, e i numeri di soccorsi
sono impressionanti fino ad ora nei primi 6 mesi del 2023, 37.254 chiamate al 118 nei primi 6 mesi del 2023, con 7.812 missioni, di cui 58 con gli elicotteri. Tra le 651 persone che chiedono aiuto, il 44% è rappresentato da escursionisti, cioè semplici camminatori. Tra questi il 14,6% si mette nei guai per incapacità, il 7,4% perché perde l'orientamento, il 2,8% perché si lascia sorprendere dal maltempo, che una percentuale analoga di persone chiede che le si vada incontro perché è in ritardo. Insomma, sono spesso soccorsi che non sono strettamente necessari e però costringono gli operatori a intervenire quindi per questi soccorsi, e quindi è un monito ulteriore da parte degli esperti a evitare di andare in montagna come se fosse davvero un parco di divertimenti, ma con un certo raziocinio, una certa cautela. È un po' quello che diceva anche il sindaco Antonio Miatto quando parlava della prudenza nei laghi, soprattutto ovviamente nelle zone non balneabili. Insomma, il buon senso che dovrebbe animare le persone quando fanno le escursioni in montagna. Restiamo in montagna, parliamo di Feltre. E torna con la formula di sempre il Giro delle Mura. Il percorso sarà di 1050 metri da replicare 9 volte. Per gli atleti che parteciperanno alla combinata Feltre Urban Trail più Giro delle Mura verrà stilata una classifica Grand Prix con premiazione dei primi 5 migliori tempi maschili e femminili. Il Giro delle Mura Città di Feltre quest'anno si svolgerà il 26 agosto, mentre il 25 avrà luogo il Feltre Urban Trail con sviluppo ad anello in ambiente cittadino attraverso luoghi storici tra i più suggestivi della città. Il Giro delle Mura è una corsa podistica internazionale su strada in notturna che si corre all'interno delle mura cittadine e che richiama atleti provenienti da 15 diverse nazioni, tra cui quest'anno 2 africani, la cui presenza è stata fortemente voluta dagli organizzatori. Quest'idea nasce da un confronto diretto con un missionario comboniano che abbiamo ospitato l'anno scorso durante un service per far conoscere un po' di più alle nostre comunità locali le tematiche africane. Questo missionario lavora da 43 anni in Africa, si chiama Renato Kizito Sesana, è stato lui a raccontarci questa storia di riscatto che appunto riguarda questi 2 ragazzi, Joël e Josephat. Non ci è sembrato vero. Quando ci siamo incontrati qui a Feltre con questo missionario abbiamo fatto un incontro con la dirigenza del Giro delle Mura e da subito ci è venuta voglia di poterli avere qui a Feltre, poterli ospitare e poterli fare correre in una grande manifestazione che gli permetterà sicuramente di fare una grande esperienza. Una storia, la loro, che ricorda quella di Abebe Bikila, perché sono ragazzi che a Feltre correranno forse per la prima volta con un ausilio a cui non sono abituati, le scarpe. Il ruolo del Giro delle Mura è proprio quello di gestire e organizzare tutta la parte atletica ai ragazzi, quindi vestirli, le scarpe, portarli a prendere delle scarpe perché questi corrono scalzi e quindi qui nel pavé feltrino è opportuno dargli un buon paio di scarpe di passport. Quindi dargli gli alloggi, il vitto e cercare di coinvolgere in qualche gruppo di managers dove dargli uno sbocco alla loro voglia di correre, quindi non correre solo giù in Kenya tra loro, ma la loro vittoria sarà proprio quella di trovare qualcuno che in Kenya, poi quando rientrano in Kenya, li portano in qualche campus dove ci sono allenatori italiani e dargli la possibilità di correre, quindi di trovare una vittoria per la vita, diciamo. Per Feltre è un evento, uno spettacolo, un appuntamento che da oltre 20 anni anima le serate di agosto in città. Arrivo e partenza saranno in Largo Castaldi ed anche quest'anno ritornano la gara classica, la Seven Laps, il Miglio dei Comuni, riservato ai giovanissimi, la gara amatori e il campionato europeo dei Vigili del Fuoco. Gli ultimi aggiornamenti, andiamo su Treviso Today, controllori in corriera all'alba, metà dei passeggeri trovati senza biglietto, scrive Treviso Today, salire in corriera senza biglietto con un titolo di viaggio urbano, quindi a prezzo ridotto per una tratta extraurbana, è un'usanza che sta diventando sempre più frequente tra i passeggeri che si spostano con i mezzi pubblici in provincia di Treviso. L'ultimo caso in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina sulla linea 170 di Barzi Bus Service che collega Saletto a Treviso, all'altezza di Breda di Piave, alle 6:50 del mattino sono saliti a bordo i controllori
controllori che hanno iniziato a chiedere i biglietti ai 12 passeggeri presenti in corriera. Di questi ben 5, quasi la metà, sono stati multati dopo essere stati trovati senza biglietto. Non è la prima volta che capita, ma il fatto che quasi la metà dei passeggeri a bordo viaggiasse non a norma fa riflettere sul malcostume che ha iniziato a diffondersi negli ultimi anni su bus e corriere. Francesca Barzi ha raccontato l'accaduto su Facebook, spiegando come in molti casi i viaggiatori multati si vendichino addirittura bruciando i sedili delle corriere con gli accendini o creando altri danni. Il servizio della linea Barzi è aggregato a MOM, incaricata dei controlli a bordo, ma il fenomeno dei furbetti senza biglietto sembra sempre più difficile da arginare. Poi sappiamo come molti poi senza biglietto reagiscano anche con violenza, abbiamo raccontato tante volte nei confronti dei controllori, soprattutto di MOM. In questo caso multati quelli senza biglietto, i passeggeri senza biglietto, e poi ci sono altri multati di cui abbiamo parlato, ma è tutt'altra storia. Parliamo dell'autovelox cosiddetto killer di Cadoneghe, e poi c'è stata anche la grave reazione di chi ha pensato di farlo saltare in aria. L'autovelox di Cadoneghe, c'è stato nei giorni scorsi il sit-in dei tantissimi multati davanti alla prefettura di Padova. Si attendono proprio per domani delle novità, con un incontro con il sindaco di Cadoneghe, Schiesaro. È una data che il sindaco ci ha dato come termine per poter darci delle informazioni. Attendono le migliaia di multati di Cadoneghe che sperano di vedere annullate le sanzioni scattate dai 2 autovelox posizionati dalla fine di giugno lungo la strada 307 del Santo. Dopo il sit-in di 150 persone davanti alla prefettura di Padova, i cittadini aspettano. Persone rimaste senza punti sulla patente, anche un medico che rischia di non poter continuare ad assistere i suoi pazienti. Dopo l'esposto alla Procura della Repubblica, anche le minoranze in Consiglio Comunale a Cadoneghe si sono rivolte al prefetto perché sia verificata la procedura che ha preceduto il posizionamento dei 2 apparecchi. Nel frattempo i multati non mollano. Se serve andiamo più in alto, andiamo anche più in alto. Il Ministero delle Infrastrutture che abbiamo interpellato, ma ad oggi non ha ancora risposto nessuno. Abbiamo mandato delle mail, delle PEC al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggi nessuno ci ha ancora risposto. Ma noi confidiamo, perché guardi, abbiamo anche un quadrifoglio e questo porterà fortuna, quindi speriamo del 20 di avere qualche notizia. Questa dunque è la speranza per domani dei multati dell'autovelox di Cadoneghe. E abbiamo aperto parlando dei migranti, torniamo a parlare dei migranti. Oggi attesi a Selvazzano Dentro, siamo nel Padovano, i 38 nuovi arrivi, dopo i 39 arrivati dalla palestra Falconetto a Padova 2 giorni fa. Adesso sono in arrivo in queste ore al palazzetto di Feriole a Selvazzano altri 38. Ieri la nostra Chiara Gaiani appunto ci ha parlato proprio di questo, sentendo anche l'ex sindaca di Selvazzano. Come sapete, Selvazzano è un paese commissariato, c'è preoccupazione non tanto per il numero per quanto per la gestione di questi migranti. Sentiamo. Tutto pronto e tutto chiuso. Ci sono i sigilli agli ingressi, sono aperte solo alcune finestre nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano Dentro, dove è atteso l'arrivo di 35 migranti. Dopo Padova anche Selvazzano, comune commissariato dopo la caduta della giunta guidata da Giovanna Rossi, sta per avviare la fase della gestione dell'emergenza sbarchi. Con la mia giunta, con la mia amministrazione, abbiamo aderito al SAI, al sistema di accoglienza integrata. L'arrivo di 35 persone in una palestra per carità che non è scolastica, ma è in realtà una struttura unica con servizi igienici dal mio punto di vista inadeguati, perché vedere 35-36 brandine stipate in un unico stanzone mi lascia, ripeto, perplessa e preoccupata. Una frazione piccola, poco servita dai mezzi pubblici, una palestra attigua al nido comunale, ricorda l'ex sindaco Rossi, divisi i cittadini. Vedremo, ci adegueremo. Da una parte c'è il problema che questa gente, sicuramente cerca di fuggire da una situazione tragica, e dall'altra parte,
Poi questa cosa sarà pro tempore oppure sarà definitiva? Una zona residenziale, questa di Feriola, ai confini tra Selvazzano e Teolo, con l'ex sindaco che aggiunge: Vi assicuro che in questi giorni è stato un continuo ricevere telefonate di persone preoccupate, di persone sicuramente attente allo stato di necessità di queste persone, ma altrettanto preoccupate per il come e il fatto, per esempio, che ci siano anche poche informazioni. Io penso che se ci fosse stato un sindaco e la sua giunta, nel caso se qualcuno poco più di un mese fa non avesse deciso di mandarci a casa, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Da un ex sindaco a un sindaco attuale, quello di Bovolenta, che dice sia l'accoglienza diffusa e lavoreranno. 8 anni dal mio mandato abbiamo deciso, io e la mia squadra, di accogliere delle persone, però dando una mano al nostro territorio. 3.500 abitanti, 23 km quadrati di estensione. Il comune di Bovolenta si prepara ad accogliere 6 migranti dopo il protocollo sottoscritto il 1 agosto in prefettura, che saranno ospitati in appartamenti di proprietà del comune, che di alloggi ne possiede 31. In questa fase abbiamo dato la nostra disponibilità di 2 appartamenti che si sono liberati delle nostre case popolari, non avendo adesso emergenze abitative, e li abbiamo messi a disposizione della cooperativa, però appunto abbiamo chiesto di impegnarli, di non vederli girare per il territorio, ma di impegnarli in lavori di pubblica utilità e in aziende del territorio che stanno cercando da diverso tempo. Le aziende del territorio sono alla disperata ricerca di personale, spiega il sindaco Pittarello, che su un punto è stata chiara. Ecco, io sono stata chiara su questo anche con la prefettura, perché essendo un comune piccolo e avendo poche risorse non abbiamo le risorse economiche e finanziarie per gestire altro personale in difficoltà, perché anche col sociale in questo momento siamo molto impegnati. Quindi ci hanno assicurato che tutti i costi sono a carico del Ministero e che la cooperativa darà una mano loro per il corso di lingua. In attesa dell'arrivo, il sindaco Pittarello ha raccolto un'esperienza positiva. Già una ditta qui del nostro paese aveva chiamato, mi pare, 3 ragazzi che erano già nell'hub di Bagnoli, li ha formati e attualmente lavorano ancora in azienda. Insomma, il dibattito resta aperto. Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, le previsioni del tempo, anche per capire come si evolverà questo afa, questo calore nelle prossime ore, e poi vi lascio al film, come ogni giorno dopo di noi. Un film importante perché parla di Lady Diana, si chiama Diana, regia di Oliver Hirschbiegel, con Naomi Watts, stella hollywoodiana, e parliamo degli anni, i 2 anni precedenti, insomma, alla morte, la tragica morte di Lady Diana. Dopo la separazione dal principe Carlo d'Inghilterra, Diana, interpretata da Naomi Watts, spacca l'opinione pubblica. Molti la amano e altrettanti la detestano, mentre la sua vita all'interno di Kensington Palace comincia a starle stretta, e poi ci si avvicina a quel giorno. Quindi sono gli ultimi 2 anni di Lady Diana prima della tragica morte del 1997. Quindi dopo di noi il film Diana, appunto dopo il meteo. Vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi ricordo l'appuntamento oggi domenica alle 19:30 con il telegiornale di Treviso. Arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 20 agosto. Sul Veneto tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo possibili annuvolamenti sulle prealpi nelle ore centrali della giornata. Non sono attese precipitazioni. Temperature in aumento, con minime comprese tra i 20 e i 24 gradi, massime tra i 32 e i 36 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno con generale assenza di nubi, precipitazioni assenti. Venti a regime di brezza. Temperature in lieve aumento, minime tra i 21 e i 24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Sul Trentino Alto Adige molto soleggiato con temperature in aumento. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra i 20 e i 21 gradi, massime tra i 34 e i 38 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.
Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.